Cosa succederà nelle prossime ore? Ma cosa sta succedendo è quello che sanno tutti dalle notizie che da stanotte si sono diffuse. C'è un nuovo provvedimento da applicare, ora abbiamo fatto una riunione di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica con il quale abbiamo esaminato i punti. Certamente molte cose si chiariranno nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Alcune norme sono immediatamente applicabili e quindi certamente c'è una limitazione su quelli che riguardano le attività degli esercizi pubblici, di bar, ristorazioni, con una limitazione di orario che è immediatamente applicabile quindi dalla giornata di oggi. Non ci sono blocchi di attività, non ci sono zone rosse, non ci sono blocchi alle merci, quindi arriviamo dal piatto al momento queste cose sulla mobilità. È ovviamente una forte indicazione di starsene a casa tutti quelli che possono e che non hanno delle necessità di muoversi, ovviamente, quindi di eliminare ogni luogo di aggregazione che non sia che può essere un luogo di contagio. Ecco, questo è l'approccio che ci siamo dati oggi in sede di comitato e poi ci aggiorneremo ora man mano che avremo tutti dei chiarimenti, perché ovviamente alcune cose sono ancora necessitano di essere chiarite. Saranno perché tutti i bar e i ristoranti alle 18 saranno chiusi, quindi non ci sarà più possibilità. Io penso che questo drastico provvedimento sia forse anche conseguenza di una poca attenzione che c'è stata in tanti posti, non a Padova, solo in tanti posti dove la gente evidentemente ha dimostrato poco senso di responsabilità e ha continuato a frequentare come se nulla fosse. Invece purtroppo qualcosa c'è, quindi bisogna dare delle regole di comportamento più rigide. Oggi lo saranno perché questa sera dopo le 18 i bar e i ristoranti saranno chiusi, no? Quindi voglio dire, mancheranno quei luoghi di aggregazione, che è quello che il DPCM vuol fare, cioè vuole eliminare pochi posti di aggregazione.